Redazione di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati come sempre con l'informazione in diretta. Staremo insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie che ci portano a raccontarvi in apertura una notizia grave di cronaca del Nord-Est a Bolzano. Una donna è stata accoltellata alla gola, si tratta di una nota fisioterapista di 61 anni, Wartenbrau Kreambieter Auer, il suo nome, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Si cerca il compagno della figlia al momento dell'aggressione che sarebbe avvenuta ieri intorno a mezzanotte. Nella casa della donna c'erano anche i nipotini che fortunatamente non si sono accorti di nulla. A ritrovarla in un bagno di sangue un vicino che ha subito chiamato i soccorsi. La donna, dunque una nota fisioterapista residente a Bolzano di 61 anni, è stata accoltellata alla gola. Ancora un grave fatto di cronaca che ha come vittima una donna, quindi non potevamo non partire da questa notizia che in qualche modo coinvolge tutto il territorio e il Nord-Est. E poi i furti, le truffe, le aggressioni, tanti gli episodi di microcriminalità di cui vi stiamo dando conto in questi giorni nei nostri notiziari. Continuano ad essere depositate nuove denunce. Per fare il punto su questi fatti di cronaca del nostro territorio, della Marca Trevigiana, per noi c'è Christian Arboit, reduce dell'ultimo punto stampa presso il comando provinciale dei Carabinieri. Christian, eccoti, buongiorno. Buongiorno a te Anna, a tutti i telespettatori, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci sono tantissimi aggiornamenti di cronaca, sarò velocissimo. Spesso vi abbiamo parlato in questi giorni di furti, di raid nelle abitazioni, di denunce presentate dai cittadini. Ebbene, ci sono anche le notizie positive, perché i ladri vengono anche individuati e denunciati. È successo per esempio a Castelfranco nella giornata di ieri, dove due uomini, una 54enne e un 38enne del posto, sono stati trovati all'interno di un'autovettura, una BMW 320 che risultava rubata pochi giorni prima all'interno di un'abitazione. La proprietaria era una donna alla quale il mezzo è stato restituito. Però uno dei particolari inquietanti, forse abbiamo anche un'immagine, è che all'interno di quest'auto, di questa BMW rubata, sono stati recuperati degli strumenti che lasciano davvero poco spazio all'immaginazione: un coltello a serramanico lungo 19 cm, una mazza da baseball in metallo e una mazza in legno lunga 73 cm, quindi vere e proprie armi con questi soggetti che con ogni probabilità erano pronti a colpire di nuovo, quindi a entrare nelle abitazioni, a rubare altre auto. Da qui appunto la denuncia. E sono stati denunciati anche i ladri che nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio sono stati autori di un vero e proprio raid sulle auto nel cuore di Montebelluna. Tantissime le auto danneggiate, erano stati asportati occhiali, monete, insomma tanti danni, un fatto che era stato particolarmente eclatante. Ecco, i due denunciati sono un 27enne cittadino rumeno residente a Cornuda e un 21enne cittadino tunisino residente ad Asolo. Tra l'altro, un altro aggiornamento di cronaca che riguarda le truffe: i carabinieri della stazione di Riese Pio X, a conclusione di una indagine articolatissima e della quale parleremo in maniera approfondita nel corso dei nostri telegiornali, hanno denunciato per associazione a delinquere 17 soggetti residenti a Napoli. La denuncia era partita da Loria, parliamo di contratti della luce e del gas fasulli, un'indagine che poi si è articolata lungo tutta la penisola. Insomma, da Loria è partita questa segnalazione che ha permesso per l'appunto di individuare questa ditta di Napoli che operava in tutta Italia con fare per l'appunto truffaldino. E poi c'è il fatto di cui stiamo parlando da 2 giorni, questa tomba profanata a Ponte della Priula a Susegana. Ti do alcuni aggiornamenti. È stata effettuata una verifica sulla salma di questa ragazza morta suicida nel 2010. Ebbene, il corpo risulta integro, compatibilmente ovviamente con
lo stato, potete immaginare, quindi non sono state asportate parti di cadavere, sono scongiurate le peggiori ipotesi. Resta l'ipotesi comunque di danneggiamento e di vilipendio di tomba, e resta anche l'ipotesi della pista satanica. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, Giuseppe Bisetto, che è referente del GRIS, il gruppo di ricerca scientifica spirituale che opera da decenni a Treviso. Bisetto è specializzato in sette. Senta Bisetto, lei che idea si è fatto di questa profanazione a Ponte della Priula che sta indignando? È abbastanza normale a livello nazionale ed europeo questo tipo di situazioni che si vengono a creare. Dobbiamo sempre distinguere tra quelle che sono le chiese sataniche, le sette sataniche e i gruppi satanici. Sono tre cose distinte. Attenzione che se c'è un gruppo satanico che vuole diventare chiesa, deve dimostrare alla chiesa che gli fa da referente alcune situazioni, alcune dimostrazioni. Per cui come anche i singoli individui che vogliono entrare nella chiesa satanica, facciamo ad esempio la chiesa satanica di Lavei, che è quella più nazionale, eccetera, devono fare dei gesti, delle dimostrazioni. Quindi potrebbe essere una dimostrazione. Potrebbe essere una dimostrazione di chi deve arrivare. Quindi qualcuno che per entrare in una setta ha dovuto dimostrare. Per avanzare di grado o per entrare nella chiesa, o dal gruppo a una setta satanica o dalla setta satanica alla chiesa, per arrivare a questa situazione deve fare delle dimostrazioni. Ecco, naturalmente in questo caso non è uno, è un gruppetto, perché se è vero che hanno sollevato il sigillo di marmo, se è vero eccetera, deve essere un gruppo il quale ritiene che all'interno del satanismo essere arrivato il momento in cui devono assumere un grado molto importante. Quindi lei si è fatto questa idea. Più in generale, qual è la sua percezione del fenomeno nella Marca? Cioè, ci sono episodi di satanismo nei cimiteri? Sì, io stesso sono stato oggetto di piccola profanazione, nel senso che il giorno dopo in cui avevamo fatto una giornata di studio sul satanismo, nella tomba di famiglia avevano preso le foto dei nonni di mio papà e le avevano capovolte. Ecco. Il giorno dopo ho trovato questa situazione, quindi era un avviso per me. Ecco. Quindi è abbastanza normale che questo possa avvenire. Qual è la situazione? Non è un fenomeno così raro. Non è un fenomeno raro. Secondo me, dalle ricerche e anche dalle riflessioni e dagli appunti che abbiamo avuto dalle persone, nella Marca si aggira molti bambini di Satana, quelli di Marco Dimitri già defunto. Gli eletti di Satana sono un sottogruppo nato dal distacco la setta del Lupo Manaro e il circolo satanico Charles Mason di Passano. Ancora abbiamo un gruppo satanico nel Padovano e nel Motense. Quindi l'allerta deve rimanere alta. L'allerta è alta. Questi gruppi ci sono, fanno anche in modo di farsi sentire. Naturalmente il problema è che lo fanno sempre in maniera occulta e in maniera esoterica, per cui ciò che è occulto è nascosto ed è difficile poter comprendere esattamente dove possono essersi collocati. Bisetto, io la ringrazio davvero per questa panoramica. Questi gli aggiornamenti di giornata, Anna, con Nicoletta Rizzetto dal comando di Via Cornarotta. Ti restituisco la linea. Grazie Cristian, noi ne abbiamo parlato ieri, poi magari vi faremo sentire come dire, le testimonianze di indignazione che abbiamo raccolto proprio fuori dal cimitero dove è stata profanata questa tomba, ma intanto per continuare a parlarvi di furti siamo ad Olmi, San Biagio di Callalta, dove ormai dal racconto di una testimone alla quale è stata praticamente smontata l'automobile c'è la testimonianza di come dei lampioni vengano manomessi di frequente per poter rubare e entrare nelle case delle persone. Una testimonianza che abbiamo raccolto e che vi facciamo ascoltare.
Dell'auto hanno lasciato gomme e motore, per il resto l'hanno letteralmente smontata, hanno preso cofano, fanali, paraurti anteriore e airbag. Era parcheggiata qui, un quartiere residenziale ad Olmi, il furto la notte tra sabato e domenica. E i vicini di casa, questi si sono accorti che i 2 lampioni sono stati spenti, quindi abbiamo preso un po' di informazioni, non è la prima volta che succede, sono state rubate anche altre macchine con lo stesso sistema. Eccoli i lampioni nel video girato proprio dal signor Vincenzo, proprietario dell'auto, la mattina stessa. La scatola svitata, i fili estratti, così da disattivare i lampioni. I ladri hanno fatto buio e colpito smontando l'auto. A questa famiglia, racconta Manola, hanno portato via anche 2 biciclette, una elettrica. Anche il signore qua ha subito dei furti nella quale sono proprio entrati in casa. C'era la signora che li ha visti. Li ha trovati in casa, si è spaventata di brutto. In questo caso, sempre spegnendo i lampioni, si sono introdotti in casa da questa finestra, l'abitazione è proprio di fronte. Il proprietario non fa parola di quell'episodio drammatico per lui, ma racconta di aver visto tutto la scorsa notte e di sapere che spesso i lampioni vengono manomessi. Ho chiamato io i carabinieri, sono venuti fuori, anche i vigili. Quello del perché così i fioi che so, tutti i fili sciolti così. Per la famiglia Innocenti i danni ammontano ad almeno 15.000 euro. Il passaggio delle forze dell'ordine è costante, conferma Manola, ma per arginare questi episodi di microcriminalità dilagante servirebbero, dice, almeno le ronde. Con i soldi che hanno le forze dell'ordine non riescono a riempire tutti gli spazi, loro passano, ma non è mai come una ronda che passa. A lei piacerebbe ci fossero le ronde? Certo, perché quanto è una macchina è un conto, però se te li trovi in casa, come è successo alla coppia di anziani qua davanti. Allora c'è stato un incidente questa mattina, siamo lungo la Feltrina, queste sono le immagini dell'elicottero atterrato per soccorrere il Centauro, uno scontro tra un'automobile ed un motociclista. Ad avere la peggio è il motociclista che è stato portato dall'elisoccorso all'ospedale di Treviso con fratture multiple, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente questa mattina intorno alle 9, questo è un video che riusciamo a farvi vedere ed è proprio l'elisoccorso atterrato che sta per prendere il paziente. Andiamo fuori dal cimitero di Ponte della Priula per farvi ascoltare le testimonianze delle persone. Alcune di queste hanno trovato la tomba, l'oculo aperto della giovane donna, l'indignazione ovviamente per questo fatto accaduto e insomma, come avete sentito dalla testimonianza raccolta dal nostro Christian Arboit, si tratta di un fenomeno non così isolato purtroppo nel nostro territorio. Siamo rimasti male perché avevamo fatto il giro attorno, no, al cimitero. Abbiamo visto queste tombe per terra, ma pensavo sono cadute dal tempo o qualcosa. La tomba era già aperta tutto quanto, però dopo non lo so. Una cosa disumana, io dico, cioè una cosa che proprio non ci sta, non lo so neanche il perché. Sì che pongono tutti delle domande, però senti magari per televisione, ma sono arrivati anche qua. Una cosa che mi fa star male perché anch'io ho una figlia qua sepolta. Mi fa veramente restare male queste cose. Non riesco a capire. Ci sono Zaia e Brugnaro Rincati, li vedi? Una cosa del genere. Ti rammarica più che altro perché pensi se siamo arrivati a sto punto. Allucinante, non ho parole. Sono cose che non possono esistere. Penso alla mamma, cioè, non capisco chi possano essere queste persone perché sono senza dignità e senza morale. Mi sento come lo stomaco sopra, una cosa bruttissima, perché non lasciano in pace neanche i morti. C'è qualcosa che adesso viene sempre questo satanismo, può essere una cosa del genere? Non si sa. Sempre punti di domanda. È tremendo perché io credo al riposo dei nostri morti qua, credo anche all'aldilà, lascia senza parole. Allora andiamo a Venezia con le immagini, per noi c'è Anna Maria Parisi e in diretta in questo momento conferenza stampa presso l'hotel Laguna Palace, siamo a Mestre, è la presentazione del progetto della nuova stazione, ascoltiamo un attimo.
alla stazione, tra le due fasce laterali una fascia di locali a doppio affaccio con una importantissima valorizzazione della luce naturale anche in stazione per garantire migliori condizioni anche di utilizzo della stessa. Il progetto prevede anche il miglioramento delle uscite, dell'accesso, quindi dell'ingresso lato Marghera, proprio per incrementare l'accessibilità. In più, secondo lotto, il fabbricato di stazione che andremo con... Non riesco a sentire l'audio della nostra Anna Maria, vediamo di capire come mai. Dettagli della presentazione del progetto, di cui c'è anche il plastico, questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Linea allo studio. Della nostra Anna Maria Parisi, che ha raccolto prima dell'inizio della conferenza stampa il discorso, le dichiarazioni, l'intervista del sindaco Luigi Brugnaro. Sia il sindaco che il presidente del Veneto Luca Zaia hanno rilasciato delle dichiarazioni prima della conferenza stampa. Allora partiamo proprio dal sindaco Luigi Brugnaro. Io mi sono laureato allo IOAV qua a Venezia, l'Istituto Universitario di Architettura, e la mia tesi l'ho fatta sulla stazione. Perché la stazione, questa è una stazione passante, ci sono due tipi di stazioni, stazione di testa e stazione passante. La stazione passante è una stazione che all'inizio crea sviluppo nei nostri centri, no? Quando è stata fatta all'inizio del secolo, poi diventa una cesura perché separa due parti di città. La teoria che ho sostenuto alla mia tesi era che dovevamo fare una stazione sopra, cioè una stazione ponte che unisse due parti. Ho dovuto diventare sindaco, avevo 20 anni. A 63 anni per vedere oggi che la facciamo. Quando l'ho detta, neanche un anno dopo che sono arrivato, che volevo fare la stazione passante, se vi ricordate mi hanno offeso, c'è chi ha detto che era impossibile, una roba non si sarebbe fatta mai, eccetera, eccetera. Adesso, vedete qua, tutti quanti, per cui questa roba qua la voglio dedicare a mia mamma, che mi ha visto che facevo i disegni sul tavolino di formica della cucina di casa mia, di notte, con gli occhi che svasavano perché la formica sotto neanche sapevo che dovevo mettere un foglio bianco perché ero proprio a zero, così abbiamo fatto, e mi sono disegnato sta roba qua. Avremo due entrate, la stazione a questo punto di transito diventa un vantaggio avere due entrate, perché avremo due entrate. Tu potrai arrivare alla stazione di Mestre arrivando dall'autostrada, parcheggi direttamente sotto senza dover entrare in centro a Mestre, quindi togliamo traffico e faremo che la zona paradossalmente diventerà una zona di grande rilancio. E questa sarà una sperimentazione nazionale, vedrete, ci vorranno anni per farla, però incominciamo, i lavori cominceranno, penso a fine anno inizieranno i cantieri, faranno la gara d'appalto, io penso verso settembre. Allora, questo è l'intervento del sindaco Luigi Brugnaro, poi più tardi vi faremo ascoltare anche quello del presidente del Veneto Luca Zaia. Allora, è stato presentato il progetto della nuova stazione, un progetto avveniristico, avete visto anche il progetto. Poi faremo un passaggio proprio con la nostra Anna Maria e ascolteremo che cosa ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, ma intanto continuiamo a parlare di truffe, perché i carabinieri, oltre a continuare a fare informazione soprattutto tra gli anziani per aiutare loro a sapersi difendere dalle truffe, le stanno anche scoprendo e stanno partendo appunto nuove indagini. Vi facciamo ascoltare il servizio di Nicola Marcato. 4 individui residenti nella provincia di Crotone sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Codogné in seguito a un'attività investigativa che ha rivelato uno stratagemma per truffare nel settore assicurativo. I 4 soggetti, di età compresa tra i 37 e i 67 anni, tutti con precedenti, si sono spacciati per agenti di una compagnia assicurativa, traendo in inganno una donna di 55 anni residente a Codogné. La vittima aveva richiesto un preventivo online per la stipula di una polizza assicurativa. Inizialmente le è stato comunicato un premio di 367 euro che successivamente è stato arbitrariamente incrementato a 408 euro senza giustificazioni. Alla ricerca di chiarimenti, la donna ha tentato di contattare telefonicamente la compagnia, finendo però per parlare con un presunto operatore che le ha fornito un ulteriore recapito telefonico. Utilizzando il nuovo numero, la vittima ha conversato con un individuo che le ha assicurato l'invio di un nuovo preventivo al prezzo iniziale. Poco dopo ha ricevuto un messaggio sul telefono con un'immagine che mostrava la targa della sua auto e l'importo da pagare, tra questi un QR code che la donna ha utilizzato presso una cartolibreria per effettuare il pagamento.
Tuttavia, la conferma della polizza non è mai arrivata. Solo in seguito, tramite una ricerca online, la donna ha scoperto di aver contattato un sito fasullo quasi uguale all'originale, creato ad hoc dai truffatori. Riemersa la verità, ha contattato il reale servizio clienti della compagnia assicurativa, apprendendo di essere caduta vittima di un raggiro. L'episodio evidenzia la sempre crescente sofisticazione delle truffe online nel settore assicurativo. Le forze dell'ordine mettono in guardia i consumatori sull'importanza di verificare attentamente l'autenticità delle fonti e dei contatti utilizzati per ogni transazione finanziaria. Dramma Lozzo a Testino, un 51enne è morto nel sonno per un malore fatale dopo aver visto la partita in televisione con il figlio di 12 anni. Andiamo nel Padovano con la cronaca. A 15 anni ha tentato disperatamente di salvare il papà praticandogli un massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo però non c'era più nulla da fare. Federico Mancini, 51enne di Lozzo a Testino, è morto nel sonno per un malore fatale. La tragedia ha colpito la famiglia lunedì sera. Mancini aveva guardato la partita di calcio con il figlio 13enne e poi era andato a dormire. La moglie, quando lo ha raggiunto in camera, non sentendolo respirare, ha subito allarmato i figli. La più grande, di 15 anni, ha chiamato i soccorsi e poi, seguendo le indicazioni dei medici, ha provato a fare il papà al massaggio cardiaco. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Anche i sanitari, quando sono arrivati, hanno tentato invano. Il dolore della famiglia Mancini ha scosso l'intera comunità di Lozzo a Testino. I funerali di Federico saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di Lozzo. Allora mi dicono che la nostra Anna Maria Parisi è pronta per il collegamento. Eccoti Anna Maria, ti vediamo, buongiorno. Abbiamo ascoltato l'intervista del sindaco Luigi Brugnaro. In che cosa consiste questo restyling della stazione? Beh, è un super mega restyling che si attendeva veramente da tanto tempo, come ha detto il sindaco Brugnaro. Praticamente 4 anni, faccio una breve sintesi, 4 anni di cantiere, con i cantieri che partiranno entro fine anno, e a settembre il bando per chi si aggiudicherà il progetto per una stazione che vede 600 convogli transitare al giorno, una delle più trafficate d'Italia, con 15 milioni di passeggeri all'anno. E come sarà questa nuova stazione ferroviaria? Sarà veramente iper, come è stato presentato appena adesso dal progetto. Ci sarà un sovrappasso che collegherà la stazione di Lato Marghera con Lato Mestre, un boulevard pedonale con l'area passeggi, una nuova pista ciclabile sempre nel sovrappasso, una nuova area commerciale, insomma un potenziamento anche nel nome della rigenerazione urbana e contro il degrado presente, come noto, sia a Mestre lato via Piave che a Marghera con i sottopassi di via Ulloa e via Rizzardi. Quindi un grande progetto per 100 milioni di investimento che sta spiegando adesso nel dettaglio Grisciuglio, l'amministrazione delegato della rete ferrovia italiana. Quindi con Simone Merlo potremmo sentire un estratto di quanto sta dicendo l'amministratore delegato della rete ferroviaria italiana, Grisciuglio. Questo è l'anno dell'avvio dei cantieri. Il nostro impegno è rendere visibili il piano di avanzamento e di trasformazione dell'infrastruttura che Rete Ferroviaria Italiana e il Gruppo Ferrovie dello Stato sta portando avanti insieme al Ministero. Grazie. Abbiamo sentito appunto un breve intervento. Allora prego di salire sul palco il sindaco di Luigi Brugnaro. Prego. La parola nuovamente al sindaco, che aveva già nelle nostre interviste anticipato un qualcosa dedicando la nuova stazione alla mamma. Ringrazio l'amministratore delegato di Ferrovie e saluto il presidente della regione Zaia. Insomma, io credo che la collaborazione si vede nei fatti, no? Tra istituzioni, e questi sono fatti. È sempre lungo, sempre tanto, sempre troppo il tempo per attesa, però in effetti l'importante è poi che le cose si facciano. Altre volte per fare annunci roboanti, per fare titoli sui giornali, poi le cose restavano a livello di annunci. Qui sono fatti concreti, perché il finanziamento, tra l'altro, aggiungo io, forse non l'ha detto l'amministratore, era un finanziamento che doveva essere di 70 milioni e è diventato 100, col discorso degli aumenti dei prezzi, eccetera, perché è stata un'operazione davvero complessa. Poi
assieme alle strutture tecniche noi abbiamo valorizzato molto alcuni aspetti che ci interessavano, appunto l'esempio delle scale mobili, perché così la fruibilità effettivamente del sovrappasso diventa efficace e comprensibile ai cittadini. Vi racconto questo perché, senza entrare tanto a parlare della stazione, dopo magari dico qualcosa, ma la cosa che voglio raccontare è questa, che io questa cosa me la sono pensata, la stazione Ponte, no? Esistono le stazioni che sono di testa e le stazioni di transito. Questa è una stazione di transito, che purtroppo all'inizio creano benessere perché attirano, diciamo, gli insediamenti urbani vicino alla stazione. Parlo insomma ancora dell'inizio del secolo. Poi nel tempo è diventato un elemento di cesura, di distinzione, di distanza, e poi purtroppo nel tempo rischia di diventare anche un luogo di degrado, perché si arriva facilmente, si va via facilmente, c'è una grande attenzione all'interno della stazione spesso, ma poi fuori attorno si crea questo sacco, questo cul-de-sac in pratica difficile da gestire. Per cui non vale solo per Venezia, questa è una tipologia di stazioni, questa è una sperimentazione che credo potrebbe valere nel futuro. Il fatto che venga fatta a Mestre, secondo me, è un titolo di orgoglio. E io da studente a 20 anni ho presentato poi la mia tesi di laurea su questa roba qua, e voglio ricordare anche Flaviano Favaro, con cui abbiamo lavorato insieme, che era la persona con cui, l'architetto con cui ci siamo laureati, e abbiamo immaginato una stazione ponte che costruisce, l'idea era proprio quella della cesura che diceva prima l'amministratore, la cesura tra Mestre e Marghera. Questa stazione ponte la chiamiamo noi. E quindi devo dire che gli architetti sono stati molto più bravi di noi a quel tempo non avevamo le risorse che c'erano adesso, però vedere una roba del genere, e mi ricordo e voglio dedicarlo a mia mamma sta cosa. Ecco, ci fermiamo perché siamo in grado di farvi ascoltare l'intervista raccolta dalla nostra Anna Maria Parisi al presidente del Veneto Luca Zaia, intervista che appunto ho rilasciato prima che iniziasse la conferenza stampa che è in corso in questo momento. Ve lo facciamo ascoltare. Una nuova stazione, stiamo parlando della stazione di Mestre, che oggi può già contare oltre 15 milioni di transiti di passeggeri, che vuol dire che sono quasi 700 passeggeri ogni 15 minuti. Direi che un ulteriore investimento che va nella direzione di preparare questo territorio non solo a modernità, ma a quello che sarà il grande evento che sono le Olimpiadi, visto e considerato che la stazione di Mestre poi si aggiungerà a quello che sarà il collegamento con la stazione in aeroporto di Venezia. E noi nel veneziano restiamo, c'è stato un incidente, un'auto contro un platano, siamo a Santa Maria di Sala, allo Schianto, ieri sera poco prima delle 22, 3 feriti, tutti ventenni, vigili del fuoco arrivati da Mira hanno messo in sicurezza l'Audi A3, mentre i 3 ragazzi a bordo sono stati presi in cura dal personale del SUEM per essere trasferiti in ospedale, 2 feriti lievi, un codice di media gravità. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. E nel veneziano restiamo perché stiamo continuando a darvi notizie di baby gang. Tra poco vi torneremo anche a Mignagola, nella Marca trevigiana, dove ormai imperversa da quasi un anno una baby gang, e questa volta la storia è quella di un pestaggio avvenuto dal branco contro una persona. È accaduto sabato scorso, una violenta aggressione che è stata ripresa dalle telecamere. Andiamo a Mestre. Accerchiato dal branco da almeno 5 ragazzini, tutti minorenni come lui, qui al liceo scientifico Giordano Bruno. L'hanno picchiato barbaramente con calci e pugni, un pestaggio violento. Ora il ragazzino si trova ancora ricoverato all'ospedale di Mestre per i gravi traumi subiti. La vittima, uno studente 14enne del liceo scientifico Giordano Bruno, picchiato selvaggiamente a sangue per motivi ancora sconosciuti all'uscita da scuola sabato scorso verso le 12. A soccorrerlo alcuni genitori e docenti che hanno assistito al pestaggio di una violenza inaudita. Così, nella denuncia della scuola agli agenti di polizia del commissariato di Mestre, al vaglio degli inquirenti, ogni singolo fotogramma dei filmati dell'aggressione registrata dalle telecamere di videosorveglianza del liceo. Hanno ripreso il branco, si parla di almeno 5 ragazzini, tutti con il volto semitravisato dai cappucci delle giacche che indossavano.
semi-nascosto, appunto, perché qualcosa si intravede. Pare siano stati già identificati infatti alcuni dei ragazzini, sembra almeno 2, che hanno brutalmente aggredito il 14enne, da tutti descritto come uno studente modello e con ottimi risultati scolastici. Oggi liceo ancora chiuso per gli studenti per via delle vacanze di carnevale. Tra i presenti professori e dirigente scolastico che però non hanno voluto commentare tale aggressione, nonostante l'intero corpo docente del liceo sia da tempo impegnato proprio sui temi della prevenzione contro bullismo e baby gang. Baby Gang, allora Treviso Today ci porta nella Marca trevigiana con l'ultimo in ordine di tempo episodio in cui si sono resi protagonisti 2 minori. Sono 2 minorenni a Quinto di Treviso, hanno devastato, lo vedete nella fotografia, il bagno della biblioteca. Lavandino sfondato, pavimento allagato. Si tratta di 2 ragazze, quindi 2 donne che hanno tra i 15 e i 16 anni. Quindi sono entrate nella toilette e guardate che cosa hanno combinato. A scoprire quanto accaduto l'assessore ai servizi sociali, assessore alla cultura del comune di Quinto. Questo è l'ultimo episodio di vandalismo in ordine di tempo, l'ultimo perché ve ne stiamo raccontando ormai da diversi giorni. Ieri siamo stati a Mignagola dove, come vi accennavo prima, imperversa ormai da un anno una baby gang. Li hanno anche identificati perché sono gli stessi che hanno lanciato le tegole addosso alle macchine del Circolo Noi, quindi siamo nei dintorni dell'oratorio. La scorsa notte si sono resi responsabili di nuovi episodi ai danni di luci e lampeggianti di case private. Guardate. Pensavamo si fosse spaccata solo un pezzettino, invece tutta la parte è proprio un calcio qua quando arrivi. Toglierla che se casca verso di qua Bisogna stare anche attenti. È diventata pericolosa? Sì, bisogna toglierla questa qua. O un calcio o un pugno. Ho un calcio o un pugno addosso a questa ringhiera, poi nella casa di fronte un altro pugno per sradicare e rompere questa luce notturna. Qui in via Carducci, nella parallela via Deledda, invece il lampeggiante di questo cancello era stato preso di mira la settimana scorsa e già sostituito dai condomini. Voi avete dovuto sistemarlo a spese vostre? Sì, per forza. Ci sono i residenti arrabbiati, secondo lei? Beh, un po' sì, anche perché paghiamo tutti. Qui all'angolo con via Pinarello il lampeggiante del cancello del condominio è coperto, alzando si scopre che anche questo è stato divelto. Sono le vie che lambiscono l'oratorio vandalizzato la scorsa settimana e il parchetto qui a Mignagola. Al parcheggio un residente si è ritrovato una mattina con una gomma tagliata. Ma è un anno che va avanti così, una volta ogni 15 giorni. Insomma, gli autori sarebbero sempre gli stessi già identificati per i danni al Circolo Noi. A confermarlo è il sindaco Federica Ortolan, che già in passato per questo motivo aveva chiesto un potenziamento di controlli da parte delle forze dell'ordine. Ora, per chiudere il cerchio, serve che chiunque abbia subito danni denunci. Può fare semplicemente anche una segnalazione del fatto, perché è importante mappare appunto l'attività di questi vandali, di questi ragazzi. In campo ci sono i servizi sociali e da poco è arrivato anche il padre parroco per un dialogo con le famiglie dei ragazzi. Abbiamo concordato anche delle misure di protezione per quello che è il circolo parrocchiale, perché appunto è stanco e siamo stanchi di subire danni al patrimonio pubblico e come sicuramente sono stanchi i cittadini di vedersi al mattino qualcosa di rotto nella loro proprietà. Ma l'umore è sempre più palpabile tra i residenti che sanno i responsabili essere ragazzini del quartiere minorenni. È meglio che non mi esprima perché se li ho io in mano non rispondo più di me, non so cosa succede. Perché non è concepibile che arrivati a 13-14 anni si riesca già a fare questi danni. Io non so quando avranno qualche anno in più. In realtà è una zona, è un bel paese, siamo tutti tranquilli. Io per esempio ho appena avuto una bimba, come si vede, e siamo contenti di crescerla qui e non riusciamo a capire quale possa essere il problema con tutte le belle cose che ci sono da fare e che offre anche il comune, tra l'altro. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo con il tema della sicurezza a Vicenza, con i disagi per i lavori del tram che dureranno diversi anni, quindi a Padova, e con diversi ospiti in studio. Vi aspetto. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, continuiamo questa nostra edizione del telegiornale con nuove notizie di cronaca. Partiamo da Padova, un uomo è stato arrestato dai carabinieri, si spostava nell'Alta Padovana anche se i giudici gli avevano imposto l'obbligo di rimanere a Galliera Veneta.
Arrestato dai carabinieri un 48enne di Galliera Veneta che aveva già l'obbligo di dimora. L'uomo, noto alle forze dell'ordine per reati di droga, era stato arrestato un mese fa perché durante un controllo i carabinieri gli avevano trovato 5 ovuli con 55 grammi di eroina nella biancheria intima. I magistrati di Padova, convalidato l'arresto, avevano disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel territorio di Galliera Veneta. Da quel momento però l'uomo ha più volte violato il provvedimento e, ignorando le limitazioni, si è spostato in più occasioni in altri comuni. I carabinieri però non lo hanno mai perso d'occhio e hanno segnalato questi abusi all'autorità giudiziaria, che ha così sostituito la misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella più grave della custodia cautelare in carcere. E così, intercettato a bordo di un'auto mentre stava transitando sulla statale 53 Postumia, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 4 dosi di cocaina nascoste all'interno del fondello di una bussola. Da lì perquisizione a casa con un cane antidroga, trovando materiale per il confezionamento delle dosi, e per il 48enne si sono così aperte le porte del carcere. Padova ancora con la cronaca, ha molestato a lungo l'ex moglie fino ad andare sotto casa sua danneggiando, pensate, la tubatura del gas. È accaduto ad Albignasego, in manette è finito un 50enne. Non si rassegna alla fine della relazione, perseguita la sua ex e finisce arrestato dai carabinieri. È accaduto al Bignasego, dove un 50enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è ora accusato di atti persecutori e danneggiamento. Durante la notte la donna, stanca delle continue minacce da parte del suo ex marito e notando che l'uomo si era presentato sotto casa, non esitava a richiedere l'intervento dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari notavano che l'uomo segnalato si era già allontanato, ma che prima aveva danneggiato la tubazione del gas dell'abitazione. Quindi, dopo aver messo in sicurezza la tubazione con l'aiuto dei vigili del fuoco, i carabinieri riuscivano a poca distanza a rintracciare l'uomo, che veniva così arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e danneggiamento e quindi trasferito nella casa circondariale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Avete sentito dunque la notizia di cronaca, andiamo avanti con il nostro telegiornale, un crollo verticale delle iscrizioni a scuola, iscrizioni che sono chiuse sabato scorso ed è il momento di fare la conta. Ebbene, sono 11.000 gli studenti che la scuola ha perso in tutto il Veneto, il 10% dunque di ragazzi che non c'è. Il tema è quello ovviamente della denatalità. Abbiamo fatto il punto con il servizio di Marta Marangoni. L'inverno demografico messo nero su bianco in una tabella Excel. Sabato si sono chiuse le iscrizioni ed i dati provvisori diffusi oggi dall'ufficio scolastico regionale relativamente alle iscrizioni per l'anno 2024-25 sono lo specchio più evidente dei tempi. Il Veneto perde complessivamente 11.562 alunni, circa il 10% rispetto all'anno in corso. Analizzando i dati provincia per provincia emerge il crollo verticale di iscritti alle primarie nella Marca trevigiana, che perde quasi 1.000 bambini, record negativo nelle secondarie di primo e secondo grado per la provincia di Verona, ma Treviso è al secondo posto con oltre 1.300 alunni in meno alle medie e 315 alle superiori. L'effetto culle vuote è ancor più evidente analizzando le variazioni percentuali complessive, dove spicca Rovigo, che perde oltre il 19% di iscritti alle elementari, seguita ancora da Treviso meno 13%, ma anche alle medie i valori sono impressionanti, con Venezia e Verona che perdono quasi il 19% di ragazzi, Treviso il 16%, percentuali inferiori alle scuole superiori, record ancora a Verona con il meno 7,2%. Circa le scuole scelte dai ragazzi veneti di terza media, il 45,9% ha scelto il liceo, oltre il 39% gli istituti tecnici, il 14% le professionali. Flop del nuovo indirizzo del Made in Italy, con soli 6 iscritti in tutta la regione. Nel panorama nazionale il Veneto è la regione con la percentuale più bassa di studenti iscritti ai licei e la più alta, assieme all'Emilia Romagna, di ragazzi iscritti agli istituti tecnici. Dalla scuola agli insegnanti a scuola che hanno fatto il concorso suppletivo perché nel 2021 avevano il Covid. Sentiamo un passaggio del consigliere regionale Elisa Venturini.
Il caso delle 8 insegnanti venete che rischiano di perdere il proprio posto di ruolo ottenuto con una prova suppletiva del concorso che si era tenuto nel dicembre del 2021 approda in Regione con una mozione della consigliera di Forza Italia Elisa Venturini. Gli insegnanti ora che stanno svolgendo la loro attività in teoria non hanno più titolo giuridico per poterlo fare. Ecco che mi sono attivata con una mozione da portare in Consiglio regionale ma anche con una nota che ho inviato all'assessorato all'istruzione della Regione affinché questi insegnanti comunque si vedano riconosciuti il diritto di poter continuare ad insegnare e soprattutto garantire ai ragazzi e ai bambini la continuità in termini di insegnamento, perché interrompere proprio ora in pieno anno scolastico non è certo una situazione ideale. Ecco perché a mio avviso la Regione si deve attivare presso il Ministero per garantire la continuità didattica e salvaguardare il diritto dei lavoratori. Come vi avevamo raccontato la settimana scorsa, attraverso la testimonianza di una di loro, molti insegnanti, perché positive al Covid o in quarantena fiduciaria, non avevano potuto presentarsi il giorno stabilito per il concorso che si era tenuto nel dicembre del 2021 e avevano fatto così ricorso al TAR ottenendo una data suppletiva. Un centinaio di loro, 8 in Veneto, avevano superato poi la prova e sono entrate di ruolo a settembre, un posto che però ora è stato cancellato dalla sentenza del Consiglio di Stato. La consigliera regionale Venturini ha portato il loro caso in Regione. Nei giorni scorsi il ministro dell'istruzione Valditara aveva fatto sapere che almeno per quest'anno scolastico le docenti sarebbero state mantenute di ruolo per garantire una continuità didattica agli alunni. Una giornata storica per Venezia, il 28 aprile arriva Papa Francesco. Guardate. Le campane suoneranno a festa domenica 28 aprile per l'arrivo di Papa Francesco a Venezia. 13 anni dopo la visita di Papa Benedetto, nel maggio del 2011, la diocesi riceverà ancora la benedizione del passaggio del successore di Pietro in città. Prima ci sarà la visita del Papa al padiglione della Santa Sede al carcere femminile della Giudecca per la 60ª esposizione della Biennale d'Arte, diretta da Adriano Pedrosa. Poi un incontro con i giovani e la celebrazione della Santa Messa in centro storico presieduta dal Santo Padre e momento culminante dell'incontro con la Chiesa di Venezia e la città. L'annuncio della presenza del Pontefice in Laguna è arrivato stamattina poco dopo mezzogiorno, già concretizzato da mesi e durante la visita ad Limena di pochi giorni fa a Roma, ed ha avuto tra i suoi principali artefici il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, anche nel doppio ruolo di componente del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione. Dopo la visita ad Limina, la bella notizia: il Papa sarà con noi a Venezia. La carità e la cultura è la seconda opera di misericordia corporale, visitare i carcerati, e siamo grati quindi che il Santo Padre inizi proprio in questo momento. Poi ci sarà la visita, pensiamo di costruire un evento in cui i giovani possano essere protagonisti. Certamente ci sarà poi l'Eucaristia, il momento culminante di tutta la visita del Santo Padre a Venezia. La gioia e il benvenuto di tutte le istituzioni, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al governatore Zaia. Un momento di gioia che voglio appunto condividere con tutti i nostri concittadini e di gratitudine per questo omaggio che il Santo Padre farà a Venezia. Per cui benvenuto, e lo aspetteremo a braccia aperte, lo accoglieremo, sarà un momento di riflessione e davvero importante per la nostra città. Grazie di cuore a nome di tutti. Da Venezia a Padova, dove sono giorni difficili per i lavori delle 2 linee del tram, quelli della seconda linea stanno procedendo spediti con notevoli disagi, potrebbero esserci delle agevolazioni per i commercianti. Ce le racconta la nostra Valentina Visentin, che vedo collegata, se non sbaglio, proprio con 2 commercianti. Valentina, buongiorno. Sì, proprio così. Io mi trovo tra le altre cose nel quartiere Forcellini, che è interessato maggiormente dai lavori insieme al quartiere di Volta Barozzo. Tra le altre cose ieri c'è stato un incontro in comune con il sindaco Giordani, che ha voluto fare una riunione per fare il punto dopo i disagi che ci sono stati registrati lunedì mattina per un cantiere improvvisato in via Tommaseo, cantiere che era previsto nel fine settimana ma che a causa della pioggia è stato spostato a lunedì, creando non pochi disagi e paralizzando di fatto la zona est del
della città. Giordani ha detto non si ripeterà mai più un disagio di questo tipo, dobbiamo ottimizzare la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella gestione dei lavori dei cantieri che sono tanti in città in questo periodo, non solo per il tram ovviamente fa la parte da leone perché sono quelli più a macchia di leopardo in tutta la città. Ieri l'assessore Bressa ha annunciato sgravi fiscali per i commercianti le cui attività subiscono disagi da questi cantieri che come accade qui in via Forcellini sta chiudendo la strada per ormai già da circa un mese. E vi basta questo provvedimento? No, non ci basta, la novità è di stamattina, ecco, gli sgravi fiscali previsti dal Comune di Padova per gli esercenti interessati ai cantieri del tram sono uno sconto sulla tassa pubblicitaria, un contentino che per chi ha un'attività sa benissimo che è irrisorio e di sicuro non aiuta. Sembra più, diciamo, una caramella che viene data al bambino per non farlo piangere, un contentino da poco. E noi speravamo sicuramente su dei provvedimenti più massicci che avrebbero aiutato in modo più sostanzioso le attività, ecco. Veronica, lei ha il negozio che si affaccia proprio qui su via Forcellini, a pochi metri dalla chiusura della strada, insomma erano previsti questi cantieri, disagi, insomma si immaginava, ma me li immaginavate così, insomma impattanti? Assolutamente no, oltretutto il non averci informato tempestivamente con un minimo di anticipo sulla data prevista per i cantieri e l'averlo saputo il giorno precedente ha creato grossissimi problemi per le attività, perché le attività devono essere organizzate con una tempistica che varia a seconda della scelta dei fornitori e quant'altro. In questo periodo io dovrei lavorare con comunioni, cresime, matrimoni. Purtroppo io non ho visto nessun tipo di riscontro e purtroppo oltretutto stamattina ho scoperto che l'unica deviazione che era possibile usufruire dalla parte del Forcellini per ritornare verso Facciolati l'hanno chiusa al traffico per un cantiere, per cui dalla parte del Forcellini se si vuole rientrare in Facciolati si è costretti a fare Gattamelata e Facciolati. Queste le voci dei commercianti, io ridò la linea allo studio lasciandovi con le parole dell'assessore Bressa che ha annunciato questo provvedimento di sgravi fiscali per le attività economiche che stanno subendo delle ripercussioni a causa dei cantieri del tram. La mappa dei cantieri a Padova risparmia ben poche zone, sono una quindicina i cantieri aperti, una decina solo per la realizzazione delle 2 nuove linee del tram e poi quelli di riqualifica. Lunedì mattina la presenza contemporanea di 2 cantieri legati allo spostamento dei sottoservizi della tratta SIR 2 ha mandato in tilt via Tommaseo e la zona est di Padova. Ieri dunque c'è stato un incontro in comune per cercare di evitare situazioni analoghe e per definire una migliore gestione dei lavori. Intanto l'assessore al commercio Antonio Bressa ha pensato a sgravi fiscali per le attività economiche cittadine direttamente penalizzate dai cantieri. Già abbiamo alcuni provvedimenti in essere, alcuni regolamenti del Comune di Padova che prevedono delle riduzioni, in particolare nell'ambito delle concessioni di suolo pubblico per attività che sono penalizzate da questi cantieri, però vogliamo fare un provvedimento ad hoc che presenteremo nei prossimi giorni alle associazioni di categoria, discuteremo con loro un provvedimento che prevede invece l'azzeramento vero e proprio di quella che è l'imposta di pubblicità per tutte quelle attività che si affacciano su pubbliche vie che sono interessate dai cantieri, che sono quindi chiuse oppure dove a causa delle deviazioni c'è un'interruzione del traffico. Questo lo consideriamo una forma di sostegno necessaria per essere a fianco ai negozi che devono subire gli effetti della presenza di questi cantieri, ma al tempo stesso un modo per fare squadra tutti insieme in questo momento così importante per Padova che cambierà veramente volto. Allora da Padova ora ci occupiamo di un altro tema, ringrazio e vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, sono i primi ospiti che ci hanno raggiunto, parto da Gabriele Zampieri, Coes Veneto, lei è presidente regionale, buongiorno Gabriele, sì, buongiorno. Grazie per essere con noi, poi abbiamo Cristian De Fusco che è vicepresidente regionale, si tratta dell'associazione che riunisce i conducenti che si occupano di emergenza sanitaria. Gabriele, allora noi vi abbiamo invitato perché di recente ci siamo occupati della notizia
della tragica morte di Adriano Canzian, che è mancato mentre stava attraversando le strisce pedonali, probabilmente cercando di salvare la cagnolina che deve essergli scappata dalle mani, ed è stato purtroppo travolto da un'ambulanza che era, lo ricordo, in servizio di emergenza. E dunque per il codice della strada, lo abbiamo anche ripetuto nel nostro servizio, l'articolo 177, un'ambulanza quando è in servizio di emergenza, quindi a sirene spiegante con i lampeggianti, in qualche modo è esonerata dal rispetto, insomma, del codice della strada, perché appunto sta lavorando. Queste le immagini che hanno fatto il giro, come dire, anche dei quotidiani nazionali, perché Adriano Canziana stava portando a spasso i suoi cagnolini, uno è stato travolto, l'altro invece, sopravvissuto, è rimasto a vegliarlo fino all'arrivo dei soccorsi, ed è stata insomma un'immagine che davvero ha colpito tutti. Ieri si sono tenuti a San Vendemiano i funerali di Canzian, ma noi vogliamo fare un po' un passo indietro e torno da lei, Gabriele, per raccontare un po' della vostra figura, quella di autisti soccorritori. Tra l'altro voi avete convocato un convegno fissato per il 30 di marzo, questa è la locandina Villafranca di Verona. Sai gestire un mezzo di soccorso e all'interno, oltre alle vostre voci, ci sono proprio quelli di tecnici specializzati, autisti di ambulanza, degli psicologi, psicoterapeuti, quindi insomma un parterre ben nutrito. Perché? Perché per fare un lavoro come il vostro c'è bisogno, e immagino che l'autista alla guida dell'ambulanza che purtroppo ha travolto Canzian sia seguito oggi da uno psicologo, insomma, perché è molto difficile, mentre si lavora cercando di salvare delle vite, poi trovarsi ad affrontare anche insomma, una notizia di questo tipo. Gabriele, come lavorate? Intanto lei ha sentito della notizia del suo collega. Sì, noi abbiamo sentito la notizia del nostro collega, adesso gli daremo del supporto con dei professionisti, e sicuramente c'è a volte la fatalità sul nostro lavoro, perché questo collega, da quello che lo so, perché io non lo conosco personalmente, però è un collega con più di 30 anni di servizio. Stava svolgendo un servizio di emergenza che trasportava un paziente da una rianimazione a un'altra rianimazione di un altro ospedale più grosso, e niente, a volte bisogna dire la verità, noi siamo preparati, facciamo corsi, però a volte c'è proprio la fatalità sulla strada. Anche perché voi quando lavorate, appunto, lavorate in servizio di emergenza e dunque l'ambulanza corre, voi siete preparati, avete fatto dei corsi per una guida specializzata, ma ovviamente quello che accade attorno a voi è imprevedibile quando vi muovete in mezzo al traffico, piuttosto che in situazioni come questa, in cui probabilmente il signor Canzian ha impegnato la strada così in maniera improvvisa proprio per andare a prendere il proprio cagnolino. Quante volte gli imprevisti vanno ad impattare sul vostro lavoro? Tantissime, perché gli incidenti purtroppo ci sono sempre stati, dopo si sente quello locale, diciamo, di casa propria, però noi come COES a livello nazionale abbiamo un osservatorio sugli incidenti. Ce ne sono tantissimi, solo che adesso stanno aumentando, da fine novembre sono aumentati di parecchio. Forse il fatto che la medicina territoriale non è più quanto prima, quindi la gente si affida al numero di emergenza 118. Noi siamo sempre quei mezzi sul territorio, però il nostro lavoro sinceramente sta aumentando tanto. Cioè ci stiamo veramente muovendo con tantissimi servizi in più del normale. Quindi lei ci sta raccontando che poiché magari le persone non trovano come dire, un presidio sul territorio, spesso ricorrono al 118 e quindi voi state lavorando di più. Sì, affermativo. Non trovando risposte dalla medicina territoriale, se giustamente uno ha bisogno dice chiamo il 118, però quindi le emergenze sono tante, in più si aggrava il fattore che tanti usano questo numero a volte anche impropriamente, quindi noi stiamo aumentando di tantissimo i nostri servizi. Quindi voi le vedete, insomma, le chiamate, come dire, non urgenti, non necessarie, le vedete? Sì, le vedi, perché quando si arriva sul posto, adesso noi, per dire, io e il mio vicepresidente Cristian De Fusco siamo tutti e due dipendenti di aziende pubbliche, quindi viaggiamo con infermiere e quando c'è necessità di medico.
però giustamente se la gente non ha diciamo un risvolto dalla medicina del territorio chiama il 118. Questo purtroppo sta accadendo al giorno d'oggi. Senta, ma come è inquadrata la figura dell'autista soccorritore? Cioè che tutele anche avete, insomma, quando accadono incidenti di questo tipo? Noi sappiamo che è stata aperta un'indagine per omicidio stradale, ma in generale, no? Visto che lei ci raccontava che alcuni di voi sono dipendenti da aziende pubbliche, altri invece sono dipendenti di cooperative, che tutele avete come autisti soccorritori, visto che appunto vi ritrovate ad operare in contesti spesso difficili e insomma le ambulanze devono correre sulle strade? Sì, diciamo che noi siamo una figura che opera in equipe tutti i giorni con medici, infermieri, però attualmente non abbiamo un riconoscimento a livello nazionale della nostra figura. Ad esempio l'infermiere ha un percorso di 3 anni di infermieristica, il medico ha un percorso di medicina universitario di 5 anni più la specialità. Noi adesso per partecipare ai concorsi pubblici noi dobbiamo avere 5 anni da dipendenti di una cooperativa o di un'associazione che ha dipendenti e con quello possiamo accedere ai concorsi pubblici, però non abbiamo un percorso formativo. Quello che noi chiediamo infatti è di arrivare ad avere un percorso formativo con una scuola come l'infermiere, come il medico che ha un periodo di ore di tirocinio e che viene affiancato da colleghi più vecchi che sanno fare il mestiere e lo possono insegnare, perché questo lavoro non si può sempre improvvisare. Chi sono i vostri interlocutori adesso per far arrivare questo messaggio? Sicuramente i nostri interlocutori sono la regione o siamo a livelli più alti, a livello nazionale? Diciamo che la figura va proprio riconosciuta a livello nazionale, cioè proprio noi, la nostra figura, ci siamo, ma attualmente siamo fantasmi. Infatti noi siamo assunti come operatori tecnici, non abbiamo proprio un contratto, cioè non abbiamo... Quindi, nel vostro contratto voi siete degli operatori tecnici, come potrebbe essere qualsiasi altro... Come potrebbe essere un semplice operaio dell'ULSS che fa manutenzione. Immagino quindi con gli stessi stipendi. Dopo gli stipendi, adesso non li so quello dell'operatore tecnico che segue, però presumo di sì, l'inquadramento è quello, diciamo, perché noi non abbiamo proprio una classificazione, cioè non abbiamo un riconoscimento, la nostra figura non è riconosciuta. Da qui anche un po' l'importanza, no, di questo convegno che avete convocato il 30 di marzo per provare anche a divulgare, no, tutte le problematiche e far acquisire anche consapevolezza a chi scegliesse di avvicinarsi a questo tipo di percorso. Cristian, entriamo un po' in ambulanza con voi, ci racconti un po' le problematiche, le difficoltà che incontrate tutti i giorni nel vostro lavoro? Allora, le difficoltà sono tante. In primis, ogni volta che comunque un mezzo di soccorso deve arrivare sul target, quindi sul luogo dell'evento, specie se poi con l'attivazione dei dispositivi acustici e luminosi, è un rischio. È un rischio perché c'è il pedone, c'è l'utente della strada un po' spericolato, passatemi il termine. Ecco, diciamo c'è anche un po' poca educazione, ma questo non vuol dire che l'autista soccorritore deve essere uno spericolato anche lui. Nel senso, noi è vero che siamo esonerati dal codice della strada, possiamo passare sì con il rosso, però sempre con prudenza, intelligenza, quantomeno interpretare ciò che succede sulla strada, la prevedibilità di un evento rischioso. Ecco, sono tante, diciamo, le dinamiche. Questo per quanto riguarda la strada. Poi comunque ci sono anche dei rischi anche sul luogo dell'evento, che potrebbe essere un evento persona pericolosa, ecco. Sono tante dinamiche che in merito alla figura dell'autista soccorritore, che uno non è riconosciuta, rimaniamo comunque dei fantasmi. Ci siamo, ma siamo dei fantasmi. Anche qui non avete tutele, in effetti, no? Non avevamo pensato alla possibilità che voi vi possiate trovare anche in una situazione pericolosa, magari con soggetti... Allora, in caso in cui di interventi dove c'è problema di ordine pubblico, ovviamente il supporto da parte delle forze dell'ordine, che siano carabinieri o polizia di Stato, c'è sempre, anche perché l'autista soccorritore o comunque il soccorritore, che sia un'ambulanza di volontari o comunque di professionisti, se la scena non è sicura, ovviamente noi non possiamo intervenire, perché il soccorritore che viene soccorso non è, diciamo, una cosa carina. Ecco, comunque si tutela lì per lì durante l'intervento.
Ovviamente anche facendo riferimento all'incidente che c'è stato recentemente, siamo sicuri che l'azienda per cui lavora il collega avrà attivato un percorso tramite uno psicologo per supportare il collega. Ovviamente noi siamo vicini dal punto di vista morale, siamo vicini anche ai familiari della persona coinvolta, perché comunque c'è sempre una vittima della strada, certo, che a noi non fa piacere. Ecco. Parlavamo del sostegno psicologico, sì. Al convegno ci sarà anche uno psicologo, uno psicoterapeuta. Viene sempre garantito a chi come voi opera in situazioni difficili, a volte anche in contesti come dire mortali. C'è questo sostegno ed è garantito dall'azienda sanitaria per cui lavorate o ve ne dovete come dire occupare anche privatamente? No, l'associazione lo fornisce? Allora, per quanto riguarda le aziende pubbliche sicuramente c'è uno psicologo comunque interno che supporta, ma non solo gli autisti soccorritori, ma anche medici, infermieri, perché comunque il trauma post-intervento, post-evento è significativo. Ecco. Per quanto riguarda poi le altre associazioni penso di sì, ecco, non sono informato in merito. Basiamoci sul fatto che in Italia abbiamo 20 modelli organizzativi diversi, quindi significa che ogni regione si gestisce in maniera propria, ecco, autonoma. Quindi delle volte anche tra provincia e provincia le cose sono differenti. Per quanto riguarda la realtà che comunque conosciamo noi, sappiamo che le aziende sanitarie locali hanno questo supporto psicologico per gli operatori. Gabriele ce la raccontava questa cosa dietro le quinte, ovvero non tutte le ambulanze hanno le cose posizionate allo stesso modo, non tutti i protocolli sono uguali, quindi anche tra provincia e provincia, tra azienda sanitaria e azienda sanitaria, voi autisti soccorritori vi ritrovate ad avere a che fare con situazioni differenti. Corretto? Sì, è vero, perché ora alla fine viene demandato da Stato a Regione e quindi ogni regione è divisa, diciamo, in varie centrali operative che si fanno i propri protocolli, giustamente o non giustamente, però il discorso è che abbiamo protocolli diversi a 20-30 km di distanza di realtà, cioè non è come magari il pompiere, che il vigile del fuoco, che fa una scuola a Roma di 6 mesi e viene formato in tutta Italia. Noi abbiamo vari percorsi, per questo che vorremmo che il nostro riconoscimento ci venisse dato per creare una formazione a livello nazionale. Come diceva prima il mio collega, noi abbiamo l'articolo 177, però tipo nei Paesi Bassi il discorso del limite ai mezzi di emergenza possono sforare di 40 km sopra il limite, cioè tipo i 50 possono sforare di 40 km per essere dentro nella legge. Da noi questo qua non c'è, cioè non abbiamo delle linee guida specifiche e noi vorremmo unificare tutta l'Italia, arrivare a questo, cioè avere delle linee nazionali e formazione, perché noi puntiamo tutto sulla formazione, perché la formazione può arrivare a decretare la sicurezza dell'operatore, che sia volontario, che sia dipendente pubblico, che sia dipendente da una cooperativa, ma arrivare a dire ok, benissimo, c'è una formazione che ti dà un sapere e quindi sei preparato per quello che ti succede tutti i giorni sul mondo del lavoro, anche perché i nostri casi tutti i giorni cambiano, c'è il arresto cardiaco, c'è il trauma della strada, c'è il trauma della signora che cade, però sono, diciamo, patologie uguali, però ogni intervento è a sé, cioè non sono mai uguali uno dall'altro. Se lo ricorda il periodo del Covid? Sì, il periodo del Covid. È possibile dimenticarlo? No, quello penso che per noi, diciamo, operatori tecnici e i nostri colleghi sanitari sarà una cosa che resterà indelebile. Quando li chiamavano angeli vi siete sentiti presi in causa oppure no? Guardi, personalmente, questo parlo proprio a livello mio, non mi è mai toccato perché io ho fatto una mia scelta. Questa professione l'ho inseguita perché mi piaceva e l'ho proprio, ripeto, seguita e non mi sento un angelo perché ora della fine è una professione, come il militare che sceglie di fare quel lavoro per andare in zone di guerra, come l'agente di pulizia, come il carabiniere e il vigile del fuoco. Senta, ma è una professione, perché noi lo stiamo raccontando, no? Ci sono delle professioni che nessuno vuole più fare, no? Che in qualche modo stanno andando in crisi. Possiamo dire la stessa cosa anche di questa professione. Prima
Lei, Gabriele, ci raccontava che ci sono sempre più persone che chiedono l'intervento del 118 anche quando questo non è necessario. Allora forse servono più autisti. Ci sono? Allora, in realtà sì e no. Il problema dell'autista soccorritore è che purtroppo al momento attuale ha una barriera di 5 anni di esperienza, nel senso che se io voglio lavorare per un ente pubblico, una USL per esempio, devo avere 5 anni di esperienza stipendiato, per intenderci. Poi ovviamente l'autista soccorritore può essere assunto anche in un'associazione di volontariato, una cooperativa, però ecco, per quanto riguarda le aziende pubbliche sì c'è carenza, ma solo perché c'è questa barriera qui, ok? E comunque ci sono anche colleghi che lavorano a partita IVA, in base al contesto poi comunque cambia. Autisti no, secondo me non è che mancano, è la richiesta che è aumentata. Ovviamente facendo riferimento anche al discorso di prima, più chiamate ci sono, più c'è il tasso di rischio che comunque si faccia un incidente, specie se poi si va con dispositivi acustici e luminosi, quindi con lampeggianti e sirene. Ecco, quindi attualmente gli autisti ci sono e non ci sono, dipende come viene utilizzato il sistema di emergenza-urgenza, quello sì. Era interessante quando lei accennava al fatto che non sempre vi sentite rispettati dagli altri automobilisti, no? Quando correte sulle strade, così? Allora, fino a un certo punto non è detto che tutti gli automobilisti non rispettano l'arrivo dell'ambulanza. Secondo me è scattato un meccanismo che, talmente che ci siamo abituati al suono della sirena, vabbè tanto arriva l'ambulanza, mi sposterò appena posso. Diciamo che bisogna essere anche noi, un po' anche lo stress del lavoro, cerchiamo di essere il più veloci possibile, ovviamente andando sempre in sicurezza, però noi chiediamo una maggiore collaborazione, però ovviamente l'autista soccorritore deve sempre guidare in sicurezza e mai mettere in rischio e pericolo se stesso, l'equipaggio, ma anche gli altri utenti della strada. Sì. Questa è una regola fondamentale per chi poi vuole intraprendere questo mestiere o comunque chi vuole interfacciarsi poi nel mondo del volontariato, perché comunque ci sono anche nel mondo del volontariato che guidano le ambulanze o comunque fanno i soccorritori. Ecco. In merito anche poi al riconoscimento dell'autista soccorritore volevo puntualizzare una cosa molto importante. Il riconoscimento non è solo importante per noi come professionisti, ma questo va a tutelare anche il personale volontario, perché se si viene a stilare un percorso formativo che è unico per tutti, va a toccare non solo il professionista, ma anche il volontario. Quindi a tutela del volontariato, non è tutela solo nostra. No, chiaro. Quindi ecco, noi non siamo egoisti in merito, ma pensiamo anche al volontariato che è una risorsa fondamentale per il Paese. C'è sempre stato, è storico e quindi è importante anche tutelarlo. Però dare un riconoscimento all'autista soccorritore, perché non è possibile che sia un fantasma dopo tanti anni di istituzione del 118. Anche perché poi succedono incidenti come quello di Conegliano e un autista soccorritore rischia di andare a processo. È capitato che i suoi colleghi siano andati a processo per incidenti di questo tipo? È capitato, sì, nella storia dell'autista soccorritore è capitato di andare a processo. Perché ora della fine, quando succede un incidente che può esserci una vittima, la procura che fa partire tutte le indagini del caso e a volte c'è stato anche il processo. E com'è andata? Ci sono state condanne perché purtroppo il nostro discorso è che l'articolo 177 del codice della strada ci dice che possiamo, tra virgolette, superare certi limiti, cioè possiamo fare certe manovre, però al momento che succede il patatrack è una responsabilità nostra, perché ora della fine ci viene detto: ma hai rispettato la prudenza? Sei stato diligente? Cioè, c'è un articolo, ma comunque ci sono dei limiti, non siete esonerati tout court? Non siete per quello gli dicevo l'esempio dei Paesi Bassi che hanno, tipo gli ho fatto l'esempio del limite che possono andare sopra i 40 km/h del limite che c'è scritto in quella precisa tabella. Noi non ce l'abbiamo questo discorso qui. Ma mi sembra di capire che tante cose non avete, no? come categoria. Da qui il fatto che voi vi riunite in un'associazione, no? E che con questa associazione volete, come dire, con forza portare delle richieste anche a livello nazionale. Quindi il fatto di essere riconosciuti, il fatto di poter avere un contratto anche che vi identifichi e dei percorsi di formazione adeguati. Gabriele, è così? Sì, confermo, è così. Più che altro noi
diciamo, vogliamo un percorso proprio formativo, perché come diceva il mio collega Cristian, vogliamo tutelarci noi, ma anche i volontari, cioè nel senso chi fa questa professione o dedica del tempo per fare questa professione deve essere tutelato avendo un percorso formativo. Cioè, adesso per dire una cosa, anche la semplice parrucchiera va a scuola per diventare parrucchiera. Noi montiamo in ambulanza e impariamo dai più vecchi e dalla situazione che viene fuori a ogni caso. Noi impariamo così. Allora, insomma, facciamo partire anche da questo tavolo, da questa diretta, in qualche modo un messaggio, anche per raccontare ai nostri telespettatori chi c'è dietro quel volante, chi c'è dentro quell'ambulanza, no? Provare anche un po' a raccontare che cosa c'è dietro, il lavoro che fate, le grandi fatiche e gli sforzi che fate per essere sempre all'altezza di poter soccorrere chi ha più bisogno. Quindi davvero grazie per averci messo la faccia, per essere venuti con noi qui in studio e per averci dedicato del tempo prezioso. Gabriele Zampieri, presidente regionale Coes Veneto, Cristian De Fusco, vicepresidente regionale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. L'incontro, vuole ricordare la data? Dove siete? 30 marzo a Villafranca alle ore 12. Ecco, quindi chi volesse partecipare sapete che questo è l'appuntamento. Noi andiamo in pubblicità a seguire. Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati. Siamo qui con l'assessore ai servizi sociali del comune di Volpago del Montello e non solo, un avvocato, per parlarvi di donne quando l'amore diventa possesso. Che cosa succede? A tra poco. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Come detto, hanno appena preso posizione le nostre prossime ospiti. Ve le presento: Manuela Bertuola, assessore ai servizi sociali e familiari del comune di Volpago del Montello. Buongiorno Manuela. Buongiorno a voi. Poi abbiamo l'avvocato Sabrina Favaro, legale di diritto di famiglia e diritto penale, nonché avvocato che collabora con l'associazione Stella Antares, che poi andremo a raccontare di che cosa si tratta. Allora Manuela, il tempo di recuperare la locandina, ma il 22 febbraio, l'hai portata, ecco, sì, la puoi sì, anche certo, alzare, la possiamo alzare, la facciamo vedere. Eccola qua. Allora, il 22 febbraio il Comune ha organizzato questo importante incontro. Il titolo è Conto Anch'io, perché abbiamo scelto di parlarvene oggi. Oggi è San Valentino, la festa dell'amore, ma non sempre l'amore si presenta come dire, con l'onestà, con la lealtà, insomma non sempre è amore vero, a volte dietro l'amore c'è il possesso, c'è la violenza, una violenza che non è solo fisica ma è anche economica. E per parlare di violenza economica il comune di Volpago del Montello ha deciso di organizzare questo incontro. Manuela, perché? Allora, questo incontro è stato pensato appunto per non mollare in queste situazioni, perché la violenza sulla donna è un tema molto importante. E a novembre, a dicembre, quando forse se ne è parlato molto, perché sono successi diversi casi e tutti ben li conosciamo, non abbiamo ritenuto di fare questa serata e l'abbiamo pensata ad oggi. A questo mese di febbraio. Volevamo sottolineare il fatto appunto che la violenza sulla donna non è solo fisica ma è anche psicologica, e quella psicologica per noi è anche molto importante perché non viene vista, non viene ascoltata, e le donne forse sono timorose nel raccontare queste vicende che possono succedere a casa in ambito familiare. Forse non viene nemmeno riconosciuta a volte, no? No, esattamente. Cioè quella fisica è un po' più lampante, sì. Quella economica è più sottile. È più sottile, è vero, perché una donna che si ritrova a vivere in una situazione familiare dove non lavora, perché magari accudisce i figli, accudisce la famiglia, e poi si rende conto, poi si creano queste situazioni di malessere dove il marito, l'uomo, il compagno inizia a fare i conti, mettiamola così, su quello che va a spendere, su come li spendi, cioè, è una cosa che poi la donna si tiene per sé, forse questa problematica, e non viene e non ne parla forse. Ecco, noi volevamo mettere in risalto anche questo aspetto e veramente chiedere alle donne che hanno un disagio a casa o che vivono questa situazione di parlarne. Oggi infatti abbiamo anche l'avvocato Favaro qui con noi e che rappresenta Stella Antares, questa importantissima associazione che collabora con il comune di Volpago, con i servizi sociali, e a cui noi rivolgiamo sempre le situazioni che sono di questa portata. Ecco. Quindi l'asse istituzioni con il comune, il suo assessorato Manuela,
e l'associazione, che di Sì. fatto è un po' il braccio operativo per poter fare che cosa? Cioè in pratica chi si rivolge a questa associazione che tipo di aiuto ottiene? Beh, chi si rivolge all'associazione sono donne ovviamente vittime di violenza, abbiamo detto proprio in questo momento, violenza fisica, violenza psicologica, e la violenza economica ci rientra. Spesso e volentieri sappiamo che ci sono uomini che agiscono violenza nei confronti di queste donne, che sostanzialmente diciamo, esercitano un potere su queste donne. Ecco che l'autonomia finanziaria della donna diventa qualcosa che le allontana da casa, qualcosa su cui questo genere di uomini non hanno sostanzialmente il controllo. Ecco che allora si rivolgono appunto al centro antiviolenza. Il centro antiviolenza Stellantares è un CAV, quindi un centro mappato tra i 27 centri antiviolenza mappati all'interno della Regione Veneto. Mappati significa che obiettivamente sono accreditati dalla Regione Veneto e hanno dei requisiti che ogni anno devono essere soddisfatti, quindi vengono revisionati ogni anno. La donna si rivolge fondamentalmente per un sostegno e un aiuto per poter uscire dal circuito della violenza. La responsabile del centro usa spesso un'espressione che io amo molto, dice: noi abbiamo a che fare con donne spezzate e le aiutiamo a ricomporre i pezzi e sostenendole nell'uscita dal circuito della violenza. Che cosa materialmente accade? Accade che una donna sostanzialmente viene accolta attraverso dei percorsi e dei supporti psicologici, e quindi abbiamo delle figure come assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti, quindi fanno dei colloqui. Io mi occupo dell'ambito, oltre che nel mio privato, insomma, di studio, mi occupo della consulenza legale a queste donne, e quindi all'accompagnamento e quindi alla consulenza nell'ambito di quello che poi è la denuncia e l'apertura del procedimento penale. Anche perché c'è bisogno di un avvocato al loro fianco, no? Perché in questo caso poi ci sono famiglie, ci sono figli. Allora, il problema è proprio questo, che quando si apre, sono donne altamente, vorrei sottolinearlo, ovviamente molto sotto stress, nel senso che la situazione è tale per cui hanno una situazione complicata familiare, accedono e valutano il percorso anche diciamo, rispetto alla denuncia. Spesso e volentieri hanno figli, e quindi se sappiamo lasciano i figli in un'esposizione, in un contesto violento, rischiano anche di essere non tutelanti come madri, e quindi di rischiare la loro stessa capacità genitoriale. E quindi spesso che cosa accade? Anche per riparare i figli dagli autori di violenza, quindi eventualmente da un papà violento, attivano anche separazioni o comunque procedure per l'affidamento dei figli minori. E questo ovviamente è un'altra procedura che si apre oltre alla vicenda penale. Quindi sono donne che hanno veramente un carico, e questo lo voglio sottolineare, molto molto pesante, perché devono raccogliere questi pezzi, devono riuscire sostanzialmente, specie quando non hanno autonomia economica, il problema è veramente grande. Bisogna vederle da dentro per capire la fatica che fanno a inserirsi in un percorso che le porti anche l'autonomia. Il centro Stellantares, per esempio, grazie ovviamente a un reperimento di fondi, perché è veramente molto complicata la vita anche economica all'interno degli operatori dei centri antiviolenza, sono riusciti sostanzialmente attingendo a creare un servizio dove un'operatrice è proprio dedicata all'accompagnamento e all'autonomia finanziaria della donna. Quindi sostanzialmente significa revisionare il curriculum assieme alla donna, significa fare un bilanciamento delle sue competenze, significa accompagnarla poi, perché il CAV agisce in rete fondamentalmente, quindi anche ai servizi di inserimento lavorativo, e quindi ecco il collegamento con i servizi. Ed ecco la rinascita. Ecco la rinascita, però attenzione alla rinascita, e le difficoltà che trovano le donne in questa fase sono molto forti. Proviamo a immaginare, esce per esempio, supponiamo di avere una donna ad alto rischio, una situazione ad alto rischio, viene anche inserita in casa rifugio, dopodiché c'è il momento dello sgancio in cui ritorna ad avere, grazie a un'autonomia auspicata, autonomia lavorativa, anche a una vita autonoma. Si trova sostanzialmente nel libero mercato a dover trovare anche un appartamento, e allora sappiamo che la donna che arriva da una situazione di fragilità, magari anche con figli minori, non è l'inquilino più appetibile sul mercato, ovviamente, quindi deve combattere con questo, e se inizia a lavorare al problema della gestione dei figli e non ha certamente un supporto a casa, dal momento che stiamo parlando di un contesto di violenza e di un contesto di una persona, quindi di un compagno, di un marito o di un papà che comunque è stato anche denunciato, e quindi avrà anche un lavoro assolutamente purtroppo controvento anche nella gestione stessa dei figli. E ricordiamoci che deve gestire anche, c'è la parte di gestione anche del procedimento per l'affidamento dei figli. Grossissimo carico. Questo lo dico perché nell'ambito penale spesso le procure
considerano queste donne che hanno nel circuito della violenza, è un classico che ci siano gli up e down, quindi le grandi decisioni e i momenti di remissione o di difficoltà, perché a volte sarebbero tentate a rientrare in casa, perché le difficoltà sono tante fuori da questo contesto, pur in una situazione di violenza in casa, e a volte scambiano questo agli inquirenti stessi, eccetera, magari questi momenti per atteggiamento ondivago della donna, per poca sicurezza rispetto ai fatti di reato. In realtà una conoscenza, ecco la specializzazione richiesta dalla legge Roccella, richiesta da dicembre 2023, richiesta dal Codice Rosso con la legge 69-2019, è fondamentale ed essenziale la specializzazione della PG, della polizia, quindi di tutti gli organi di sicurezza, della magistratura e degli organi inquirenti, dei PM. Fondamentale. Ecco perché si deve creare questa grande rete, no? Capace di abbracciare, di fornire un soccorso tout court, perché giustamente, come lei diceva, avvocato, si cercano di fare un passo, di alzare la testa, ma poi a volte le problematiche soffocano, no? Sì. E forse è più facile tornare indietro, ad avere quel tetto sicuro sopra la testa. Manuela, il fatto che un comune ci metta la faccia e decida di organizzare un evento di questo tipo è importante anche per questo, no? Sì, è importante perché io, ascoltando l'avvocato, volevo anche dire sì, quando succedono queste cose, quando una donna viene presentata, viene accompagnata in questo centro, poi i servizi sociali comunque non l'abbandonano. Noi siamo sempre presenti, accudiamo la persona che affidiamo al centro per il bisogno che nel momento c'è, ma poi appunto viene sempre, la situazione viene monitorata e viene sempre seguita e tenuta sotto controllo. Ecco perché ha nominato anche l'allontanamento, quando ci sono allontanamenti e situazioni gravi dove la donna viene messa per l'appunto in un appartamento lontano e dove il coniuge non lo sa nemmeno, insomma, e questa protezione eccetera, i servizi sociali che sanno dov'è la monitorano, lo aiutano, se ci sono figli ancora di più, insomma, ecco, non sono cose che si risolvono così e poi si lascia perdere, non ci se ne ricorda. Lei sa dirci più o meno quanti casi? Ovviamente noi restiamo nell'anonimato, ma per capire se è un fenomeno, come dire, che è esploso, magari c'è una consapevolezza maggiore oggi e quindi ci sono più richieste di aiuto? Allora, io appositamente oggi non volevo dare numeri perché non è piacevole. Posso solo dire che sì, è una situazione che è esplosa. Allora, è retorica forse dire dopo il Covid sono successe e succedono di più di queste situazioni. Può essere che anche i 2 anni che ci siamo rinchiusi abbia portato anche a delle situazioni più importanti e più drastiche, diciamo così. Ci sono più richieste, questo sì. Come servizi sociali posso dire che ci sono persone che si avvicinano e che ci parlano e situazioni che noi abbiamo sotto controllo. I numeri lasciamoli stare, però ce ne sono. Però allora servono i fondi, avvocato, no? Perché lei diceva, cioè noi diamo sostegno psicologico, strutture, i servizi sociali, servono i fondi per accompagnare e aiutare queste donne concretamente. Non si può insomma, vivere di solo volontariato, no? Quando si fanno operazioni di questo tipo. No, io sento che quella che è la difficoltà all'interno dei centri, perché poi ovviamente la vivo parzialmente come collaboratrice, mi occupo solo della parte legale, quindi delle consulenze legali all'interno del centro. E oltre all'attività insomma nel mio privato, diciamo, di studio, e quando facciamo le riunioni anche di equip si sente davvero la difficoltà e la necessità anche del reperimento di fondi. Vorrei farvi un esempio concreto per scendere più nel dettaglio. Sostanzialmente provate a immaginare che il centro antiviolenza Stellantares, se sono dati ovviamente di cui ho un po' ricavato e discusso, li ho ricavati insomma dalla responsabile, la dottoressa Laura Miotto, ha seguito l'anno scorso 150, l'anno scorso proprio 150 donne, stiamo parlando quindi del 2023. Attraverso... Stiamo parlando in provincia di Treviso? No, stiamo parlando proprio del centro Stellantares, la sede di Montebelluna. Quindi nel Montebellunese. Provate a immaginare che ci sono 27 CAV mappati, di cui 5 solo a Treviso, quindi proviamo a immaginare a volte quanti numeri riescono a seguire e a raccogliere questi centri sostanzialmente. Attraverso obiettivamente una normativa che esiste a livello regionale, quindi la legge 5 2013, sono stati sostanzialmente dei fondi, dei bandi per l'autonomia, dei bandi economici, però il pensiero è molto importante, il fatto che ci sia a livello normativo un pensiero è un passo è fondamentale, ma non è risolutivo e completamente efficace, perché a volte questi fondi, proviamo a immaginare, non so, fondi destinati per, non so, 10-15 mila euro per garantire una formazione, corsi, tirocini,
fini e anche per, oltre alla formazione delle donne, per garantire tutto quel sistema, chiamiamolo un po' di welfare, di accompagnamento anche all'assistenza dei minori, babysitting, pagamento della mensa. Provate a immaginare appunto 10-15 mila euro spalmati magari su una richiesta di... È chiaro che non saranno 150 donne perché non tutte fortunatamente non sono in una situazione di non autosufficienza economica, però fossero anche fossero 50. Appunto, diviso in questa maniera ovviamente i fondi che arrivano sono veramente un po' simbolici, tant'è che si vede all'interno il fatto che per esempio nell'ambito dell'inserimento lavorativo eccetera riescono per esempio il centro, supponiamo a supporto abitativo, riesce a coprire per quanto riguarda l'inserimento della donna dallo sgancio per esempio dalla casa rifugio ad una vita autonoma in un appartamento, riesce per esempio a pagare le prime 2 mensilità del canone di locazione, ma non chiaramente poter garantire insomma un supporto più a lungo. Quindi il dato normativo, cioè, è fondamentale che ci sia, quindi un pensiero dedicato a questo è fondamentale, i centri sono grati a questo ovviamente. Certo che poi i fondi sono assolutamente necessari. Su questo vorrei togliere un paio di sassolini che non ha assolutamente a livello legislativo né a che vedere diciamo con una politica di destra, di centro, di sinistra, quindi non facciamo questioni politiche in questo senso, ma sostanzialmente leggere normative come il codice rosso, quindi il 69-2019, che all'articolo 21 comunque parla di legge che non ha stanziamento di fondi, o la legge Roccella, appunto l'ultima recente del 2023, dove si vede sostanzialmente che è previsto sostanzialmente che l'attuazione della legge non comporti oneri maggiori a carico delle casse dello Stato. È ovvio che se tutte e due queste normative implementano tantissimo e insistono sul fatto che è necessario, ed è così, vorrei spiegarlo ma ci vorrebbero 2 giorni, quanto facendo i processi, perché occupandomi poi dei procedimenti civili e penali in questo ambito, quindi magistratura civile, famiglia e penale, sempre attorno a questo ambito della violenza, è ovvio che si vede davvero quanto sia necessario la magistratura specializzata e, come dicevo prima, una polizia specializzata, ma i fondi anche per specializzare servono. In realtà che cos'è che si vede all'interno poi dei tribunali? Che ci sono sezioni dedicate con validi presidenti che cercano di strutturare la sezione famiglia in maniera che sia appunto al passo con tutto e che sia di fatto una sezione specializzata, così come negli organi inquirenti c'è un filone dedicato alle fasce deboli. Ma quello che richiederebbero queste normative, che però non hanno stanziamenti di fondi, è proprio invece una vera e propria formazione. La formazione è fondamentale. Mi sono capitati alcuni casi, ho appena ottenuto di recente una rinnovazione di una CTU, che si vede veramente poche volte, perché un CTU che si dedicava a gamba tesa alla bigenitorialità non era riuscito a cogliere una situazione davvero di violenza e quindi si è trasformato in una sorta di vittimizzazione secondaria. Avvocato, siamo in chiusura, la devo interrompere. No, la lascerei a parlare a flusso perché sono sicura che anche i nostri telespettatori sono così con le orecchie tese, perché è importante parlare di questi temi e ne riparleremo, ve lo prometto. Oggi ci tenevo in particolar modo perché è la festa degli innamorati, è il 14 di febbraio, quindi l'amore, quello vero poi, che ha altre sfumature e volevo lanciare un po' questo messaggio, quindi vi ringrazio davvero per essere stati con noi e anche per la chiarezza espositiva. 22 febbraio, Volpago del Montello, ore 20:45, conto anche io, quindi insomma un'importante iniziativa per aumentare la consapevolezza organizzata dal Comune. Io devo ringraziare davvero l'avvocato Sabrina Favaro per essere stata con noi, Grazie avvocato, a voi davvero per i temi. E poi all'assessore ai servizi sociali e familiari Manuela Bertuola, che ringrazio e che ho visto aver portato un cuore. Che io la ringrazio, Manuela. No, è un gesto che voglio fare, cioè, ho portato questo cuore di cioccolato ad Anna, lo do a te come simbolo da poter dare a tutte le donne, perché noi donne siamo una forza della natura, perciò donne cominciamo a volerci bene, questo vorrei che fosse il mio messaggio. Grazie Manuela, Grazie, lo Manuela. prendo per voi. Grazie telespettatori per essere stati con noi, siamo alle previsioni del tempo, buona giornata in compagnia di Antenna 3, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Si rinnova l'alta pressione che farà sentire i suoi effetti regalandoci una giornata di bel tempo. Il dettaglio di mercoledì 14 febbraio.
Sul Veneto sarà asciutto e stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino in pianura probabili riduzioni della visibilità localmente persistenti. Temperature stazionarie, le minime saranno comprese tra 2 e 6 gradi, massime tra 11 e 15 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, cielo in prevalenza poco nuvoloso o variabile per nubi medio-alte. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche qui un'alternanza tra sole e nubi, ma con ampi spazi di cielo sereno. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sui 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.